La transizione ecologica non riguarda solamente l'energia, i trasporti e l'industria, ma riguarda anche il modo in cui produciamo il cibo. In agricoltura una leva formidabile è rappresentata dalla fertilizzazione. Ogni volta che concimiamo le piante coltivate, una parte importante dei nutrienti non arriva alle piante stesse, ma si perde o resta bloccata nel suolo. Quindi la domanda è: possiamo progettare dei fertilizzanti che nutrono le piante in modo più efficiente, con meno spreco e meno impatto, magari valorizzando anche dei materiali di scarto? E questa è la domanda che ha guidato l'attività del progetto Cleopatra. Nutrire le piante coltivate è indispensabile, ma il sistema non è perfetto. Azoto e fosforo in particolare seguono molti percorsi nel suolo e una parte si può perdere lungo la strada. Migliorare l'efficienza della fertilizzazione significa fondamentalmente due cose, cioè far arrivare il nutrimento quando serve e quanto serve alla pianta e ridurre le perdite di nutrienti che inquinano le acque e contribuiscono alle emissioni di gas serra. In Cleopatra abbiamo studiato modelli di nanofertilizzanti ottenuti anche valorizzando scarti naturali, pensati per rilasciare nutrienti in modo controllato nel suolo. Vi raccontiamo questa storia che si può dividere in 3 capitoli, dedicati al materiale, al suolo e alla pianta. Vi presento 3 colleghi che hanno scritto questi capitoli e che in una frase riassumono il loro ruolo. Io sono Francesca Scalera del CNR Nanotech e il mio gruppo si è occupato dello sviluppo dei materiali, dal recupero dello scarto allo sviluppo della nanoidrossapatite fino al controllo delle sue proprietà. Io sono Yuri P., Libera Università di Bolzano, e il mio gruppo si è occupato di suolo vivo, in particolare l'interazione fra batteri utili, disponibilità di fosforo e le risposte della pianta a questo sistema. Io sono Guido Fellet, il mio gruppo si è occupato di prove agronomiche, in particolare delle perdite nel suolo e della risposta del mais come specie modello. Francesca, se lo spieghi a un non specialista, cos'è il materiale che avete ottenuto dagli scarti e cosa dovrebbe fare nel suolo? Partiamo da uno scarto molto comune, le ossa di pollo, che per l'industria alimentare rappresentano soprattutto un costo. Noi lo trasformiamo in nanoidrossapatite, una polvere finissima che è poi una fonte di fosforo. La domanda vera non è solo cosa produciamo, è come questo materiale si inserisce nel sistema suolo-pianta. Questo materiale non è pensato per rilasciare tutto immediatamente come i fertilizzanti tradizionali, si comporta piuttosto come una riserva. Il fosforo nel suolo viene reso disponibile in modo più graduale e più vicino alla zona delle radici. Come lo produciamo è un processo apparentemente semplice. Partiamo dalle ossa di pollo derivanti dagli scarti, rimuoviamo la componente organica in eccesso, più superficiale, e poi effettuiamo un trattamento ad alte temperature. Modulando queste temperature otteniamo risultati diversi. Come si vede in figura, a temperature più basse il materiale conserva ancora tracce organiche, mentre a temperature più alte si ottiene un materiale più puro e con dimensioni più uniformi. Questo ha un effetto sulla solubilità del fosforo e quindi con la velocità di rilascio. Perché, come vi diranno tra poco i miei colleghi, nel suolo il materiale non agisce da solo, ma entra in dialogo con i microrganismi e con la pianta. Questa interazione determina poi la sua efficacia. Quindi noi possiamo modulare le sue caratteristiche chimico-fisiche in modo tale da aumentare l'interazione con l'ambiente circostante e di conseguenza poi anche la sua efficienza. Oltre alla temperatura, quali altre modifiche siete in grado di apportare a questo materiale e che tipo di vantaggio può derivarne per l'uso agricolo? Oltre alla temperatura possiamo intervenire direttamente chimicamente sul materiale. L'idrossapatite è un materiale stabile, ma allo stesso tempo è anche idoneo a sostituzioni ioniche. Cosa vuol dire? Che possiamo sostituire una piccola parte del calcio presente nella sua struttura, ad esempio con ioni come potassio. Questo non cambia solo la composizione chimica del materiale, ma modifica la dinamica del rilascio. La struttura infatti in questo modo diventa meno rigida e il fosforo può solubilizzarsi con più facilità. Inoltre abbiamo scelto il potassio poiché il potassio fa parte della triade dei nutrienti e quindi questo rappresenta un valore aggiunto per il nostro materiale.
Abbiamo poi fatto un passo ulteriore, abbiamo inserito la nanoidrossapatite in matrici polimeriche insieme all'urea. L'urea è una fonte di azoto e in questo modo poi passiamo da un singolo nutriente a un sistema integrato che è capace di rilasciare sia azoto che fosforo in una maniera più controllata rispetto ai fertilizzanti tradizionali. Quindi diciamo, l'obiettivo non è semplicemente fornire più nutrienti, ma inserirli nel suolo in un modo più coerente con i processi biologici. Quindi, in altre parole, non stiamo solo recuperando uno scarto, ma stiamo progettando un materiale che funziona all'interno di un suolo vivo. Quindi possiamo trasformare uno scarto in un materiale regolabile, ma nel suolo non c'è solo chimica, il suolo è un ecosistema. Yuri, perché quando parliamo di nutrienti dobbiamo parlare anche di microrganismi? Che cosa significa suolo vivo in questo contesto? Beh, generalmente quando parliamo di nutrienti molto spesso pensiamo alla chimica, quindi all'azoto, al fosforo, al potassio, come se questi fossero semplicemente presenti o assenti nel suolo. In realtà il suolo non è un contenitore inerte, è un sistema biologico altamente complesso, altamente dinamico. Generalmente la maggior parte dei nutrienti non è immediatamente disponibile per la pianta, ma nel suolo si trova in forme che possono essere più o meno insolubili, più o meno bloccate. Un esempio, per rimanere appunto sul nostro progetto, sulla nostra tematica, è quello del fosforo. Il fosforo è mediamente molto abbondante nei suoli, però generalmente si trova in delle forme che non sono accessibili per la pianta, ovvero in delle forme che non sono biodisponibili. Ed è proprio a questo punto che entrano in gioco i microrganismi, la componente biologica del suolo. Nel suolo noi abbiamo una grande popolazione di funghi e batteri, i quali sono in grado di, attraverso diverse strategie, di controllare e di guidare i flussi dei nutrienti, trasformando le diverse forme dei nutrienti da meno disponibili a più disponibili per la pianta. Ed è proprio questo che è il significato di suolo vivo. Un suolo vivo è un suolo in cui la componente microbica è particolarmente attiva ed è in grado di modulare i flussi dei nutrienti. Un suolo vivo però è anche un suolo in cui noi abbiamo lo stabilirsi di una relazione proficua fra la pianta e i microrganismi. La pianta infatti è in grado di rilasciare composti organici nel suolo, come ad esempio acidi organici, acidi fenolici, che sono in grado di attrarre una comunità microbica benefica vicino alla radice, e in cambio i microrganismi sono in grado di modulare, appunto come dicevo prima, la disponibilità dei nutrienti utili per la pianta. Nel contesto di Cleopatra questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che il materiale che noi introduciamo a livello del sistema suolo sarà un materiale che non agisce da solo, ma diciamo, l'effetto che noi avremo sulla pianta sarà dovuto all'interpretazione che la comunità microbica darà a questo materiale a livello appunto del suolo. Quindi quando parliamo di nutrienti in generale non possiamo ignorare la componente microbica che abbiamo nel suolo, che determina in ultima analisi se un nutriente rimane bloccato oppure se viene reso disponibile per la pianta. Yuri, se scegli un risultato semplice da descrivere, che cosa cambia grazie ai batteri nella disponibilità del fosforo? Beh, se devo scegliere un risultato semplice da raccontare direi questo. Grazie ai batteri il fosforo confinato nella nanoidrossapatite non rimane più intrappolato, ma viene nel tempo reso disponibile per la pianta. Come anticipava Francesca prima, la nanoidrossapatite è una fonte di fosforo a lento rilascio. Questo da un lato è positivo perché sostanzialmente ci salvaguarda da una dispersione di nutrienti nel suolo in modo incontrollato. Però dall'altro lato il fosforo può rimanere appunto confinato a livello del suolo in forme poco solubili. Quello che abbiamo osservato è che quando introduciamo Pseudomonas alloputida il sistema cambia. Il batterio è in grado di acidificare il mezzo e di rilasciare acidi organici, i quali hanno la capacità di solubilizzare il fosforo. Come appunto si vede in figura, nei test in vitro che abbiamo svolto,
abbiamo osservato un chiaro aumento del fosforo solubile nel tempo nei campioni inoculati, mentre nei controlli non inoculati non abbiamo osservato un rilascio significativo di fosforo. Però il dato più interessante deriva quando ci spostiamo nel sistema suolo-pianta. Negli esperimenti condotti nei Rhizobox, che appunto si vedono in figura su piante di mais, la combinazione della nanoidrossiapatite con Pseudomonas alloputida ha portato a una maggiore allocazione del fosforo a livello dei tessuti sia fogliari che radicali delle piante di mais, e in parallelo abbiamo osservato anche un aumento dell'accumulo di biomassa, quindi le piante crescevano meglio e crescevano di più. Un altro segnale particolarmente interessante e importante lo abbiamo ottenuto studiando l'espressione dei trasportatori di fosforo, i quali, mostrando una espressione moderata ma comunque attiva, ci hanno suggerito che la disponibilità di fosforo nel nostro sistema fosse regolata ma comunque continua. In sintesi, quello che possiamo dire dalle esperienze che abbiamo condotto nell'ambito di Cleopatra è che i batteri che abbiamo utilizzato hanno trasformato una fonte stabile di fosforo in una fonte particolarmente dinamica e quindi un rilascio prolungato nel tempo che va chiaramente a beneficio dell'efficienza d'uso del nutriente da parte delle piante coltivate. Quindi la biologia del suolo può fare la differenza. E adesso la domanda finale, ma la pianta se ne accorge davvero? Guido, come avete simulato il comportamento della nanoidrossiapatite nel suolo e cosa cercate di dimostrare con questo test? Da agronomi, quando testiamo un nuovo materiale, in questo caso un nuovo fertilizzante, la domanda è duplice, ovvero sia quanto di questo fertilizzante rimane nel suolo e quanto invece viene perso. Per raggiungere questo scopo utilizziamo delle colonne di suolo che chiamiamo mini-lisimetri, alle quali applichiamo i trattamenti e con le quali simuliamo degli eventi piovosi. Dalle stesse poi andiamo a prelevare il percolato sul quale misuriamo il fosfato perso dal sistema. Il nostro riferimento in questo caso è il TSP, ossia il perfosfato triplo, il quale è molto solubile. In questo caso il risultato è molto chiaro. Dal grafico si nota come i valori raggiunti nel percolato del TSP sono molto elevati, proprio perché è estremamente solubile. Al contrario, i valori raggiunti dal percolato ottenuto dalle colonne trattate con nanofertilizzanti, il percolato è appunto estremamente povero in fosfato. Raggiunge valori infatti molto simili al controllo, ossia al terreno che non ha ricevuto nessun tipo di fertilizzazione. E questo è un dato estremamente importante perché ci dice che con le nanoparticelle di idrossiapatite il fosfato aggiunto al terreno rimane nel terreno stesso. Se rendiamo quindi la fertilizzazione più efficiente, riusciamo a ridurre i dosaggi nella fertilizzazione stessa e quindi a mantenere con dosi minori le stesse prestazioni, riducendo quindi gli sprechi, riducendo i costi e l'impatto nell'ambiente. Però l'efficienza non è solo meno perdite, noi dobbiamo guardare anche la produttività delle piante. E qual è il segnale più chiaro che avete rilevato circa il fatto che le piante utilizzano meglio i nutrienti? In una prospettiva applicativa la domanda non è solamente capire se il nanofertilizzante funziona, ma anche capire dove esso si colloca rispetto a quelli che sono i fertilizzanti tradizionali. Come dicevo, nel nostro caso il riferimento è il perfosfato triplo, che è appunto un fertilizzante estremamente solubile, ed abbiamo per questo motivo impostato un'analisi comparativa per confrontare le performance delle nanoparticelle con il perfosfato triplo. In particolare siamo andati a considerare due parametri molto importanti che definiscono la qualità della granella di mais prodotta, ovvero sia il contenuto di proteine e il contenuto di amido, e siamo andati a valutare lo discostamento percentuale di questi due parametri ottenuti con le nanoparticelle rispetto al TSP. Come potete vedere dalle immagini, lo scostamento del livello di proteine e di amido ottenuto con le nanoparticelle rispetto al TSP è estremamente ridotto, se non addirittura nullo, sia in presenza che in assenza di batteri nel terreno, e questo è un indicatore di efficienza.
Questo è un punto molto importante in quanto significa che applicando le nanoparticelle otteniamo dal punto di vista qualitativo lo stesso prodotto che otteniamo con i fertilizzanti convenzionali. Quindi partiamo sostanzialmente da uno scarto, lo riduciamo a livello nanometrico e siamo in grado di ottenere un fertilizzante che performa come il fertilizzante convenzionale, seppur in dosi minori. E questo è certamente un passo significativo verso una maggiore efficienza dei fertilizzanti. Fino ad ora ci siamo focalizzati sul fosforo, stiamo parallelamente conducendo degli esperimenti che utilizzano le nanoparticelle come vettori per l'azoto e i risultati, seppur preliminari, sono certamente promettenti. Siamo in conclusione e chiudiamo con una frase a testa. La lezione più importante che abbiamo imparato da Cleopatra è? La lezione più importante è che uno scarto può diventare una risorsa. Portato a scala nanometrica possiamo progettare un materiale con proprietà regolabili. Per quel che mi riguarda, l'innovazione non è solo nel materiale, ma nell'integrazione con il suolo vivo. È lì che nasce un uso più intelligente delle risorse in un contesto di agricoltura sostenibile. Dal mio punto di vista abbiamo dimostrato che se il nutriente rimane nel suolo, la pianta risponde. E questo è certamente un segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Gli studi sull'impiego di nanomateriali in agricoltura sono ancora in una fase molto iniziale e non abbiamo ancora compreso tutte le potenzialità di questi materiali. Cleopatra è un progetto apripista, abbiamo mostrato che un materiale di scarto portato alla scala nanometrica può essere utilizzato come un fertilizzante fosfatico e arrivare a prestazioni comparabili con i prodotti attualmente in commercio. È un passo verso nuove generazioni di nanofertilizzanti sicuri e sostenibili, progettati per aumentare davvero l'efficienza e quindi usare meno, usare meglio e impattare meno.